E siamo tornati in diretta, ve l'avevo anticipato, parliamo di legge di bilancio, pensioni, tutte le novità, sono alcune informazioni proprio tecniche che vi daremo oggi insieme ai miei ospiti. Saluto, ringrazio per essere con noi Valentina Durante, direttrice Inca Treviso, buongiorno Valentina, e buongiorno a Mauro Visentin, segretario generale CGIL Treviso, ben ritrovato. Buongiorno. E naturalmente 0422 16 28 332 per intervenire in diretta e fare domande ai nostri ospiti. Allora, io inizierei subito con una panoramica, prima di entrare insieme a Valentina nel merito delle singole, di quanto previsto insomma, per la legge di bilancio e pensioni, con Mauro Visentin per fare una disamina di quella che è la legge di bilancio, perché tanti aspetti non vi convincono e poi magari proprio analizzando aspetto per aspetto andremo anche a capire che cosa non va bene. Sì, di fatto quello che non ci convince è una legge di bilancio che intanto ha tutta una serie di provvedimenti che sono ovviamente legati all'anno solare in corso e non sappiamo se l'anno prossimo ci sia ancora questo tipo di, come dire, di possibilità. Parliamo dalla diminuzione di uno scaglione delle aliquote IRPEF piuttosto che ad altri interventi. E credo che questo, legato a una serie di necessità invece che hanno soprattutto i redditi medio e medio-bassi, che ancora una volta vengono, come dire, ricevono risposte attraverso la pratica dei bonus, che molto spesso dopo alla fine nascondono dietro la impossibilità di riceverlo o comunque la impossibilità di rientrare in quella troppi paletti insomma, esatto, per riuscire ad ottenerli, in quella situazione per poter accedere al tipo di bonus. Non è la risposta reale che noi chiedevamo al governo. E se a questo aggiungiamo anche il fatto che non ci sono investimenti di prospettiva, soprattutto nella questione legata alla politica industriale piuttosto che agricola, piuttosto che economica nel nostro territorio, e il mondo del lavoro continua a essere un mondo del lavoro tartassato dalla precarietà e dai bassi salari, ecco, tutto questo non ci soddisfa. Ovviamente lo abbiamo detto, abbiamo scioperato a fine dell'anno scorso e la mobilitazione è ancora in atto. Chiudo solo con una parentesi, c'è un fantastico bonus che viene propagandato, che alla fine si traduce in un poco o nulla di fatto e che penalizza paradossalmente i lavoratori, anzi le lavoratrici in questo caso, che sono precarie rispetto a quelle che hanno una assunzione a tempo indeterminato. E questo è come dire, la cifra di questo governo, che non risponde a chi ha più necessità rispetto a chi invece sta meglio. Mauro Visentin fa riferimento al bonus mamme, che andremo tra pochissimo ad approfondire insieme a Valentina Durante, ma proprio collegandomi al bonus mamme, Visentin, non ci sono nemmeno quelle misure che vengono richieste da più parti per far fronte ad una denatalità sempre più pesante. Abbiamo parlato ieri, ad esempio, a Treviso, in 2 scuole elementari non partirà la prima elementare, proprio perché non ci sono iscrizioni, perché non ci sono bambini, non nascono bambini, e quello che viene lamentato è la mancanza di politiche che aiutino le giovani coppie a far figli. Ma è proprio questo il ragionamento, nel senso che l'inverno demografico non è da oggi, ma ancora adesso che abbiamo sott'occhio effettivamente qual è come dire, il primo risultato, la chiusura di alcuni servizi, di alcune scuole, deriva proprio dalla mancanza di politiche di programmazione, deriva dal fatto che non ci sono servizi per
le giovani coppie e chiaramente se mancano gli asili nido, se mancano le scuole materne con il tempo pieno, le scuole elementari col tempo pieno, eccetera, è chiaro che diventa difficile programmare una vita. Se tra l'altro i salari sono bassi e se il mio salario deve essere utilizzato per pagare la babysitter, diventa, come dire, un problema enorme. E questa è appunto la mancanza di programmazione, posto che, come dire, non si risolve neanche il problema delle aziende in questa fase, perché le aziende che chiedono manodopera, anche qua, come dire, ammesso che ci mettessimo tutti quanti a fare figli da questa sera in avanti, prima che questi entrino nel mercato del lavoro, passano almeno 20 anni e 9 mesi. E quindi non è male come tempistica. Valentina, lo ha già anticipato Mauro, il bonus mamme, che ha di bonus solo il nome, perché in realtà non è così. Cerchiamo di capire di che cosa si tratta, chi è destinato, e poi cerchiamo anche di dare alcune informazioni proprio tecniche a quelle mamme che possono usufruirne per riuscire appunto a richiederlo. Certo, certo. Allora, lo diceva prima appunto il segretario, qui la legge di bilancio ha introdotto questa nuova misura, ma di fatto insomma sono nuove misure che non sono strutturali, nel senso che non possiamo considerare che possano andare a lungo termine, no? Questo bonus mamme a cui si fa tanto riferimento è questo titolone che trae spesso in inganno. Si diceva, lo dicevamo appunto prima, che abbiamo le sedi dove la gente si sta rivolgendo per tantissime domande su questo bonus mamme, di bonus a poco. Perché? Perché di fatto non è una somma che viene erogata in più nella busta paga, non c'è nessun tipo di domanda da presentare all'INPS o a qualsiasi altro istituto o al datore di lavoro. Ma si tratta appunto di una decontribuzione rispetto alla quota di contributi a carico del lavoratore. Quindi appunto è un bonus mamme, ma rispetto alla stagione dei bonus che abbiamo conosciuto fino appunto all'anno scorso, non si tratta di una somma in più erogata dallo Stato attraverso l'INPS o dall'INPS stesso in busta paga o direttamente nel proprio conto corrente. È una decontribuzione, come dicevo prima, ed è una decontribuzione che riguarda soltanto alcune lavoratrici madri, e nello specifico le lavoratrici madri che hanno un contratto a tempo indeterminato e che hanno 3 figli, o meglio 2 soltanto per l'anno 2024. È una decontribuzione. Che cosa vuol dire? Che io, comunicando al datore di lavoro la generalità insomma dei miei figli, l'anagrafica proprio dei miei figli, avrò un netto in busta paga più alto, perché la quota di contribuzione a carico del lavoratore viene di fatto versata comunque all'INPS, quindi non avrò una penalizzazione su quello che poi sarà il mio futuro importo di pensione, perché di fatto viene erogata, diciamo, dallo Stato, quindi lo Stato va ad accollarsi questa quota di contribuzione a carico lavoratore. Dicevo prima appunto che sono escluse delle lavoratrici madri. E quali nello specifico? Le lavoratrici madri che hanno soltanto un figlio, quindi la madre, il figlio unico, la madre di un figlio non può chiedere questa decontribuzione. E non può chiedere la decontribuzione nemmeno la madre di un figlio, di più figli, che non ha un contratto a tempo indeterminato, scusatemi. Quindi sono escluse tutte le lavoratrici madri precarie, chi appunto non ha un contratto a tempo indeterminato, le lavoratrici con partita IVA, le lavoratrici autonome e ad esempio anche le lavoratrici che hanno contratti di lavoro domestico. Si diceva appunto prima che questa decontribuzione, questo bonus mamme, riguarda le mamme che hanno 3 figli dal 2024 fino al 2026, quindi comprende appunto queste 3 annualità,
2024, 2025 e 2026 e dura la decontribuzione vale fino alla maggiore età del figlio più piccolo, cioè fino a quando il figlio più piccolo dei tre compirà poi i 18 anni. Per l'anno 2024 invece è valida anche per le madri che hanno un contratto a tempo indeterminato e hanno 2 figli ed è valida soltanto per l'anno 2024 fino al 10° anno del figlio più piccolo. Quindi potranno usufruirne quest'anno e poi dall'anno prossimo, per chi ha solo 2 figli, non potranno più usufruirne. Esatto, non sarà più valido, a meno che chiaramente la legge di bilancio del prossimo anno non intervenga e dica qualcosa di diverso, però ad oggi la norma evidenzia proprio questa specificità. Come va richiesto, che in realtà non va semplicemente comunicato al proprio datore di lavoro. Esatto. L'altra cosa da sottolineare è appunto che non c'è una domanda da richiedere, da presentare all'INPS o da presentare a qualche altro ente, semplicemente va informato il datore di lavoro, che è colui poi che appunto invia il flusso della contribuzione mensilmente all'INPS, proprio per la contribuzione che va pagata per i dipendenti, va informato della propria generalità e del proprio nucleo familiare, nello specifico dei figli. Quindi va compilato attraverso anche l'aiuto dei nostri funzionari, dei nostri delegati della CGIL, per chi appunto avesse qualche dubbio, va compilato un'autocertificazione nella quale andremo ad indicare l'anagrafica della lavoratrice madre e l'anagrafica dei figli minori, dei 2 o 3 figli minori e questo modulo, insomma questa autocertificazione firmata e completata va consegnata al datore di lavoro. Poi il datore di lavoro farà appunto tutta la procedura nell'invio del flusso della contribuzione da versare all'INPS e di fatto ci sarà una procedura insomma particolare tra aziende e istituto nella quale appunto si andrà a decurtare questa parte di contribuzione in capo al 100% al lavoratore e per cui la lavoratrice a fine mese si troverà tra il lordo e il netto in busta paga più alto proprio perché andremo a pagare meno tassazione sostanzialmente. Allora Valentina, possiamo riepilogare chi può usufruirne? Allora le mamme solo per il 2024 che hanno 2 figli con il più piccolo che ha 12 anni. Esatto. Allora, 10 anni, ti chiedo scusa, 10 anni giusto? 10 anni, sì, 10 anni di Mentre età. per chi ha 3 figli questa decontribuzione durerà dal 2024 fino al 2026, quindi nel triennio 2024, 2025, 2026 e fin tanto che il figlio più piccolo non raggiungerà i 18 anni di età. Dopodiché è valido soltanto per le lavoratrici che hanno un contratto a tempo indeterminato, quindi non possono accedere a questa nuova misura, questa decontribuzione, le lavoratrici precarie, quindi tutte le lavoratrici madri che hanno contratti a termine, che scadono a tempo determinato, non possono chiedere questo bonus, questa decontribuzione, non lo possono chiedere le lavoratrici che hanno partita IVA e quindi sono autonome e le lavoratrici che hanno un rapporto di lavoro domestico, quindi è proprio esclusivo per le lavoratrici madri che hanno un contratto a tempo indeterminato, che hanno già di fatto una stabilità, insomma. Ecco. Insomma, Mauro Visentin, è questo che non vi piace. Abbiamo messo insieme una serie di punti, il numero di figli, l'età dei figli, quindi i famosi paletti di cui lei parlava prima. Tra l'altro spiegava bene Valentina che per chi avrà una retribuzione mensile più alta ci sarà anche un riscontro più elevato in busta paga, oltre a lasciar fuori tutta la platea di donne precarie che probabilmente sono quelle che in realtà avrebbero anche maggior necessità di usufruire di questo che bonus si chiama, ma che bonus non è. Assolutamente sì. Noi pensiamo che anche qua appunto vada fatta la progressività, ma all'incontrario, nel senso che qua si sta premiando di poco ovviamente chi ha il reddito più alto e si sta penalizzando chi ha il reddito più basso, ammesso che abbia i requisiti. E uno dei requisiti è non essere precario. Io credo che non si faccia proprio, come dire, un'operazione di
di aiuto alle, come dire, come vuole essere la formula del bonus di aiuto alla parte più debole della società e della società che lavora. Anche qua noi pensiamo che sia utile superare tutta la platea dei bonus, ce n'è una selva incredibile, e che si passi invece a pianificare come dire, delle operazioni strutturate che durino nel tempo, che diano la certezza, perché solo così si può in qualche maniera rispondere alle esigenze dei cittadini, dei lavoratori, delle lavoratrici in questo caso, ma solo così si può anche dare una sorta di prospettiva e qualcuno può anche pensare, visto che ho un aiuto e l'aiuto è certo, a questo punto posso anche pensare di impegnarmi a fare delle scelte, perché molte volte appunto le scelte non si fanno proprio perché c'è questa situazione di impossibilità dopo di prevedere cosa succede domani mattina. E tra il lavoro precario e la mancanza di strutture, la mancanza di servizi, la mancanza di sostegni, è ovvio che non si può pensare, come dire, a una popolazione che si rinnova, che si ringiovanisce, a dei giovani italiani autoctoni, alti, belli e con gli occhi azzurri, e chiaramente adesso io l'ho buttata in battuta, però il problema è un problema reale e deve essere una volta per tutte affrontato e provato anche magari a essere risolto e non a nascondere come sempre la polvere sotto il tappeto. Valentina, altra misura è quella dell'assegno unico universale che nel corso degli anni abbiamo imparato a conoscere, ma anche abbiamo visto modificarsi. Che novità ci sono per quest'anno? Allora, l'assegno unico universale di fatto non è più una nuova misura, nel senso che è stata introdotta a marzo del 2022, però ancora qualche nucleo familiare deve ancora fare domanda, magari non si è ancora capito bene come funziona, quindi iniziamo ad avere, nel senso anche quest'anno abbiamo le nuove domande di soggetti che avrebbero potuto chiederlo fin dall'anno scorso, fino addirittura dal 2022. È sempre bene riparlare di questa misura perché di fatto da marzo del 2022 è stata introdotta questa misura a sostegno delle famiglie e in maniera particolare appunto di chi ha figli a carico, ed è una misura che spetta indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori, diversamente invece da quello che sia dal bonus a cui si faceva riferimento prima. Ed è una misura che viene erogata direttamente dall'INPS nel conto corrente del genitore che ne fa la richiesta, quindi non c'è l'intermediazione del datore di lavoro, della busta paga, di nulla, è semplicemente un bonifico che parte dall'INPS e arriva nel proprio codice IBAN, ed è valida, si può richiedere per tutti dal 7° mese di gravidanza, quindi fin dalla gestazione, al 18° anno di età. 18° anno di età, e mi spingerei oltre, nel senso che si può chiedere oltre al 18° anno di età, cioè fino ai 21 anni di età del figlio, ma a determinate condizioni. Nel senso che per i figli maggiorenni, i genitori possono richiedere il pagamento dell'assegno unico universale, e questa sì è una domanda che va presentata direttamente all'INPS. Per i maggiorenni la posso chiedere a patto che il figlio maggiorenne sia in una delle condizioni appunto previste dalla normativa, quindi sia un figlio che è ancora studente, un figlio che svolge il servizio civile o che è inoccupato iscritto al centro per l'impiego. È una domanda che si fa appunto all'INPS e, dicevo prima, indipendentemente dalla condizione dei genitori, nel senso che la condizione stessa di essere genitore fa sì insomma che tu possa chiedere questo beneficio e il pagamento di questa quota di assegno unico universale. Lo possono chiedere appunto i genitori che sono lavoratori dipendenti, pubblici o privati, che sono lavoratori autonomi,
ma che addirittura appunto sono disoccupati perché percepiscono l'indennità di disoccupazione, la NASPI, la DISCOL da parte dell'INPS, o addirittura inoccupati. Quindi anche se un genitore non lavora e non percepisce nessun sostegno al reddito da parte dell'INPS, può chiedere il pagamento all'INPS dell'assegno unico universale. Chi ha già presentato, quindi è già titolare di assegno unico universale fin dal 2022, piuttosto che dall'anno scorso, dal 2023, non deve quest'anno presentare una nuova domanda, perché il pagamento dell'assegno unico continuerà anche negli anni successivi alla prima presentazione, insomma all'anno di prima presentazione dell'istanza. Quello che invece si raccomanda è di presentare annualmente la dichiarazione ISEE, quindi di fare riferimento al CAF della CGIL proprio per presentare il modello ISEE, che non è nient'altro che l'indicatore della situazione economica del nucleo familiare a cui si fa riferimento e per cui si chiede a cui fa riferimento il figlio e per cui si chiede il pagamento dell'assegno unico. È anche vero che... Poi sarà, chiedo scusa, sarà automatico poi che venga aggiornato, mettiamo così, il valore dell'assegno unico. Non sarà necessario fare un'ulteriore domanda per chi l'aveva già percepito in passato. Esattamente, è proprio così. È vero anche che non è necessario, non è obbligatorio presentare l'ISEE per fare la domanda di assegno unico, nel senso che un nucleo familiare, un genitore potrebbe decidere di non presentare la dichiarazione ISEE, ma comunque chiedere il pagamento all'INPS dell'assegno unico universale per il figlio o per i figli. Che cosa accade a questo punto? Che l'INPS comunque va ad erogare la quota, ma va ad erogare la quota minima di assegno unico, che sono insomma indicativamente più o meno tra i 50 e i 60 euro insomma a figlio. E la quota minima, a differenza appunto se presento l'ISEE, invece il pagamento dell'assegno unico, il valore cambia rispetto all'indicatore del valore economico insomma del nucleo familiare. Un'altra segnalazione importante insomma da comunicare è che annualmente vanno, o comunque nel momento in cui ci sono delle variazioni al nucleo familiare, queste vanno comunicate all'INPS perché possono variare il pagamento e l'importo eventualmente in pagamento dell'assegno unico. Quindi le variazioni da comunicare all'INPS rispetto alla propria condizione, rispetto al proprio nucleo familiare, sono sicuramente la disabilità, l'eventuale disabilità appunto del figlio, la nascita di figli, perché possiamo avere dei nuclei familiari in cui appunto si è già chiesto la domanda, si è già fatta la domanda di assegno unico negli anni precedenti perché magari avevo un figlio, nel frattempo ne nasce un altro, a quel punto non è una nuova domanda ma è una variazione della domanda di assegno unico già presentata in un momento precedente, in anni precedenti. L'altra cosa da comunicare all'INPS è appunto la variazione del codice IBAN del proprio conto corrente, perché come si diceva prima è una misura, è un sostegno, un importo che viene erogato direttamente, con un pagamento direttamente nel proprio codice IBAN, quindi va comunicata la variazione e eventualmente appunto la condizione, lo stato civile che va a vagliare, quindi una separazione, un divorzio, una condizione diversa dall'essere genitori e coniugi, no? Questo va anche comunicato. L'altra cosa da comunicare in caso è la maggiore età del figlio, perché appunto come accennavo prima il genitore può comunque aver diritto a percepire la quota di assegno unico universale da parte dell'INPS anche quando il figlio è maggiorenne, cioè tra i 18 e i 21 anni del figlio, soltanto però a determinate condizioni. E quindi appunto queste condizioni della maggiore età vanno comunicate all'istituto. Scadenze? Perché se per il bonus mamma non c'è una scadenza per compilare quell'autocertificazione, in questo caso sia una scadenza anche ben precisa. Esatto, allora sì, la scadenza da ricordare è appunto la scadenza del 30 giugno 2024 per quest'anno ed è la scadenza che riguarda appunto la presentazione dell'ISEE. Nel senso che chi presenta l'ISEE al CAF, al proprio CAF insomma, di riferimento entro il 30 giugno del 2024
vedrà il pagamento della quota di assegno unico ricalcolata sul valore appunto della dichiarazione ISEE presentata e quindi va in arretrato da marzo del 2024. Perché voglio ricordare che l'assegno unico è una misura erogata chiaramente mensilmente e che dura un anno, ma non è un anno solare che va da gennaio a dicembre dello stesso anno, ma è un anno che va da marzo al febbraio dell'anno successivo e poi riparte il pagamento, e quindi è per questo che anche l'ISEE presentato entro il 30 giugno varierà l'importo rispetto al valore economico dell'ISEE stesso in arretrato dal 1° marzo dell'anno in corso, insomma, quindi questo sì. E se viene presentata dal 30 giugno in poi, quindi a luglio, che succede? Ecco, se viene presentato l'ISEE dal 30 giugno in poi, il valore del pagamento dell'assegno unico erogato appunto dall'INPS varia dal mese successivo. Quindi io presento l'ISEE dal 1° luglio 2024 in avanti, quella variazione del pagamento dell'assegno unico decorre dal 1° di agosto sostanzialmente, dal mese successivo. E io fino al momento in cui presento la domanda, presentandola in ritardo, che assegno unico percepirò? Il valore minimo. Quello minimo di cui si parlava. Esatto, sì, il valore minimo di cui si parlava prima. Quindi segnatevi la data del 30 giugno per insomma presentare l'ISEE, tenendo conto che poi sarà anche tempo di dichiarazione dei redditi, quindi avranno un lavoro ulteriore, per cui insomma cercate di prendervi per tempo. Noi ci fermiamo per la pubblicità, ma torneremo tra poco perché parleremo anche e soprattutto di pensioni. A tra poco. Siamo tornati in diretta, stiamo parlando di legge di bilancio, abbiamo parlato delle varie formule tra bonus, assegno unico a favore delle famiglie, adesso parleremo di pensionamento, tema caldissimo. Prima però abbiamo una telefonata in linea. Pronto, buongiorno? Sì, buongiorno, sono Sandra e telefono da Verona. Io non so se il mio quesito sia pertinente con l'oggetto della trasmissione vostra di oggi, però visto che c'è la direttrice di Inca Treviso, certo, ed è sicuramente una ricordo, io sono già pensionata. Ho recentemente avuto informazione di una sentenza che è la 4/2024 della Corte Costituzionale, che diciamo ha bocciato quella decisione del 90, se non ricordo male, relativamente agli scatti di anzianità del pubblico impiego. Io ho fatto parte appunto del pubblico impiego, ripeto, ora sono in pensione, ma si diceva che ci sarà un ritorno economico perché appunto è stata ritenuta nulla quel disposto legislativo. Adesso scusate se mi sono espressa forse non nei termini corretti, non lo so, ma io ho letto questa cosa in internet e mi ero tenuta a mente perché volevo andare a sentire al mio patronato CGIL se la cosa mi poteva riguardare o meno. Sì, grazie allora, signora. Prego Valentina. Ecco, allora signora sì, chiama nel senso e fa bene a fare riferimento al patronato, si rivolga sicuramente alla sede CGIL più vicina al patronato Inca. È di fatto una sentenza nuova, le indicazioni da parte dei nostri insomma nazionali, del nostro patronato, dei nostri legali ce l'abbiamo avuta proprio di recente e si tratta appunto della possibilità di richiedere un ricalcolo sulla contribuzione versata e quindi della propria pensione per tutti coloro che hanno versato nel pubblico impiego contribuzione negli anni 91, 92 e 93 nello specifico e il ricalcolo di una parte di questa contribuzione. Allora, siccome, non so se la signora ancora ci sente, ma siccome c'è un modulo da compilare e da inviare alla propria ex, diciamo, amministrazione di appartenenza e anche al ministero di appartenenza, quindi alla sede centrale, io la invito proprio a fissare un appuntamento, chiamare o andare direttamente al patronato Inca o alla sede CGIL a lei più vicina per compilare questo modulo. Poi sarà lei, l'aiuteranno nella compilazione. In realtà la compilazione del modulo è molto semplice, però magari un aiuto e insomma anche una condivisione di questo non fa mai male, e le daranno l'indicazione per presentare questa richiesta qui
alla propria e quindi spedirla alla propria amministrazione di appartenenza, l'ex amministrazione di appartenenza e al Ministero, la direzione centrale del Ministero stesso. Quindi sì, assolutamente, lo faccia pure. Adesso non vorrei rubare troppo tempo e spazio ad altri, ma riguarda tutti o solo chi all'epoca aveva presentato giusto ricorso? No, in realtà signora riguarda tutti. No, riguarda tutti. Sì, riguarda tutti. Quindi anche se lei all'epoca non aveva fatto ricorso, può fare questa richiesta. Ecco, non è che siamo già certi del buon esito di questa richiesta che andrà a presentare, nel senso che è una prima indicazione, però sicuramente la compilazione e l'invio del modulo alle amministrazioni di appartenenza è sicuramente il primo passo da fare, quello sì. Certo, e io avevo capito che riguardava molti più anni, era retroattiva dal periodo in cui era stata soppressa, diciamo, questa cosa, quindi non erano più riconosciuti gli stati di anzianità, esatto. Ma fino ad oggi, diciamo. Sì, sicuramente sì, quindi la durata è così estesa fino al momento poi di fatto del pensionamento, fino ad oggi, però riguarda soltanto, cioè questa richiesta può essere fatta soltanto dai lavoratori che hanno versato contribuzione in quel triennio che le accennavo prima, quindi il 91, 92, 93, dal 90 al 93, poi nello specifico, insomma, se andrà nella sede lo vedete insieme. Certo, va bene. Ok? La ringrazio molto. Grazie. A lei, arrivederci. Grazie a lei signora per averci dato modo di parlare anche di questo. Allora introduciamo il tema delle pensioni. Prima di capire come si andrà in pensione ora, perché anche questo è un tema che cambia di volta in volta, con Valentina vorrei anche in questo caso una fotografia da parte di Mauro Visentin sul tema pensioni. E anche qua non possiamo essere assolutamente soddisfatti per il semplice motivo che già la vituperata legge Fornero è stata in qualche maniera peggiorata soprattutto per quanto riguarda quota 100, 101 eccetera, no? Siamo arrivati a quota 103 meno qualche settimana, proprio per non dire che si arrivava a 103. L'altro aspetto è che ancora una volta il tavolo di discussione con il governo non ha prodotto nessun tipo di risultato, nessun tipo di confronto, si è bloccato. Non ci sono come dire, delle prese di posizione e dei provvedimenti per quanto riguarda i giovani che andranno in pensione nel prossimo futuro, e anche qua parliamo di chi ha lavoro saltuario, di chi ha buchi contributivi, di chi passa da un sistema a un altro e non trova, come dire, situazioni di sistemazione della propria carriera contributiva. E l'altro aspetto è che le pensioni in essere hanno subito ancora una volta un taglio, una decurtazione rispetto alla questione della perequazione. Cioè parliamo di pensioni che come dire, sono relative a cittadini, lavoratrici e lavoratori che hanno avuto una carriera magari di 41, 42, 43 anni di contributi e che per il solo effetto che la loro pensione lorda supera le 4 volte la pensione minima, ma ricordo che la pensione minima è anche la pensione che viene erogata a chi non ha contribuzione o non ha raggiunto i minimi contributivi, ecco, rispetto a questo non gli viene dato il totale recupero del costo della vita, per cui dopo aver lavorato, dopo aver versato i contributi, dopo aver fatto, come dire, il cittadino modello in
per più di 40 anni, ti trovi nel momento in cui serve la rivalutazione e il mantenimento del tuo potere di acquisto una decurtazione, una penalizzazione, perché i tuoi contributi hanno fatto sì che la tua pensione fosse una pensione come dire dignitosa, perché parliamo dopo alla fine di pensioni che lorde si aggirano intorno ai 1.600, 1.700, 1.800 euro, non certamente le pensioni d'oro come qualcuno vuol far passare. Allora Valentina, prima di andare nel dettaglio di come si va in pensione oggi, io partirei però dal prepensionamento, perché succede che nel momento in cui si presenti domanda per il pensionamento si abbia l'amara sorpresa di scoprire che ci sono dei vuoti, che manchino i requisiti per andare in pensione, e quindi io mostrerei proprio questa videata che pone una domanda che fa rabbrividire: quando andrai in pensione, e quindi c'è la possibilità di richiedere questo estratto conto certificativo. Che cosa si intende? Sì, allora questo nello specifico è una campagna pubblicitaria che è nata di recente, perché di fatto dal 1° novembre del 2023, lo scorso novembre, c'è la possibilità di chiedere di fare questa domanda all'INPS di estratto conto certificativo, proprio per andare a certificare la propria posizione assicurativa e contributiva all'INPS, anche per i dipendenti pubblici. Quindi questa è una novità nello specifico che riguarda i dipendenti di tutto il settore pubblico. L'importanza però e il consiglio che noi diamo a tutti i lavoratori, indipendentemente poi appunto dall'obiettivo e dalla finalità vera, insomma, che è quella poi di raggiungere l'accesso alla pensione, il pensionamento, è quello di andare a verificare periodicamente la propria posizione assicurativa e quindi il versamento dei contributi all'INPS. La verifica della propria posizione la si può fare direttamente entrando con i propri accessi, con il proprio SPID al sito dell'INPS, ma come diciamo noi è bene avvalersi della consulenza di persone qualificate, quindi del nostro patronato, per andare a leggere veramente che cosa c'è scritto in quell'estratto conto contributivo INPS. La verifica che si fa anche per le giovani generazioni, per chi non ha vicino questo termine di accesso alla pensione, è quella di andare appunto a verificare, come diceva, l'eventuale vuoto contributivo, oppure la presenza o meno dei contributi figurativi. Penso ad esempio magari ai contributi figurativi che ci possono essere per la maternità, quando insomma una madre, un padre può chiedere il congedo parentale, e quindi anche qui vedere che non ci sia il vuoto contributivo di quel periodo, no, di congedo richiesto. Verificare appunto la presenza di casse integrazioni. Sappiamo appunto che ci possono essere situazioni, soprattutto negli ultimi anni, di difficoltà proprio di lavoro legate magari a dei fallimenti, a delle procedure concorsuali particolari, quindi anche lì verificare che ci siano l'ordine, insomma, no, della contribuzione versata. E anche la contribuzione versata in più gestioni, perché noi vediamo insomma sempre di più negli ultimi anni non c'è più semplicemente la gestione, diciamo, della famosa assicurazione generale obbligatoria dell'INPS, dove versano i lavoratori dipendenti, gli autonomi, i commercianti, gli artigiani, ma in realtà ci sono sempre più gestioni diverse, come la gestione separata, dove versano le partite IVA, dove versano i collaboratori, le casse libero professionali, l'INPGI appunto, no? Prima magari si faceva riferimento alle casse libero professionali dei giornalisti. Insomma, le carriere delle persone, dei lavoratori, sono sempre più discontinue, frastagliate, e con cambi appunto di contratto, di mansioni, di ruoli, e quindi spesso cambia anche la gestione in cui tu vai a versare la contribuzione. Allora sicuramente il consiglio che si dà è quello di verificare ciclicamente, periodicamente, ogni 3 anni, ogni 4 anni, ogni 5 anni, insomma quel che uno ritiene, una verifica del proprio estratto contributivo, della propria posizione assicurativa all'INPS.
Questo appunto per arrivare al momento del pensionamento senza sorprese, esatto, mi viene da dire. Sì, penso anche magari a dei vuoti contributivi dovuti alla disoccupazione, certo, o a dei periodi di lavoro part-time. Spesso magari ho della contrazione, no, sulla contribuzione rispetto al part-time che una persona, un lavoratore, una lavoratrice può aver svolto in determinati momenti della vita. Questo per arrivare appunto alla richiesta dell'estratto conto certificativo, e a questo punto è un passo in più che si chiede nella propria posizione contributiva, ed è una richiesta specifica, una domanda specifica che viene presentata all'INPS. Si chiede proprio all'INPS di andare a sviluppare e a verificare tutta la posizione contributiva, la posizione assicurativa dall'inizio fino a quel momento di richiesta, andando a certificare la contribuzione versata. Ecco che questo è il passo, diciamo, che si chiede e la domanda che si fa all'INPS o all'istituto, insomma, di riferimento prima della pensione. Quanto prima? Generalmente si chiede 2 anni prima, 3 anni prima a quello che è il pensionamento, proprio per avere più contribuzione certificata possibile, quindi per avere una storia, insomma, certificata il più ampia possibile. Rispetto invece alle novità introdotte dalla legge di bilancio in materia previdenziale, si accennava appunto prima, lo faceva il segretario, con di fatto importanti novità che riguardano l'APE sociale, l'anticipo pensionistico che noi ormai abbiamo iniziato a conoscere già da qualche anno, la quota 103 e l'opzione donna. In realtà sono novità che non hanno portato grandi benefici e grandi risposte positive, diciamo, ai nostri lavoratori. Perché? Perché purtroppo hanno peggiorato i requisiti di accesso a queste possibilità appunto di pensionamento. Allora, per quanto riguarda la quota 103, qui si fa riferimento sia ai lavoratori del settore pubblico che ai lavoratori del settore privato. Si chiedono sempre i 62 anni di età e i 41 di contributi versati. Questi 2 macro requisiti devono essere raggiunti, devono essere appunto maturati entro quest'anno, entro il 2024, 31 dicembre 2024 quest'anno. L'aspetto negativo che cos'è? Che da quest'anno la pensione viene calcolata, quindi l'importo viene calcolato con il metodo contributivo, e noi sappiamo che il calcolo contributivo per le pensioni spesso è sfavorevole perché appunto è un importo inferiore rispetto al calcolo retributivo misto che si è conosciuto, insomma, fino a qualche anno fa e che si conosce tuttora per tutti coloro che hanno iniziato a versare contribuzione prima del gennaio 96. Quindi il primo ostacolo, diciamo, il primo paletto negativo che è stato introdotto nella quota 103 è appunto questo calcolo contributivo applicato a tutte le quote 103 per la quale, insomma, i requisiti vengono maturati nel 2024. Oltre a questo, lo vediamo appunto anche pubblicato, insomma, vi è un'aggiunta, quindi un aumento dei mesi di finestra, ovvero passiamo a 7 mesi di finestra per il settore privato, quindi per tutti i lavoratori del settore privato, e a 9 mesi di finestra per il pubblico. La finestra che cos'è? È il periodo che intercorre tra la maturazione dell'ultimo requisito per accedere alla quota 103, sia esso il requisito dell'età anagrafica, quindi 62 anni, o la quota di contribuzione, quindi 41 anni di età, e la decorrenza della pensione. Vi ricordo che fino all'anno scorso, quindi fino al 2023, queste 2 finestre di attesa per avere poi il pagamento della pensione, quindi prima della decorrenza della pensione vera, erano di 3 mesi per i lavoratori del settore privato, oggi appunto invece sono 7, e erano 6 mesi per i dipendenti pubblici, oggi invece sono 9.
Quindi diciamo che sono riforme importanti, sostanziali, ma che di fatto vanno veramente a non dare delle risposte positive, insomma, non sono bene, esatto, per tutti i nostri lavoratori. L'opzione donna invece, di cui tanto si sente parlare e per cui tante donne, insomma, vengono a chiedere notizie, riferimenti, dubbi che ci sono. L'opzione donna, anche questa, è stata modificata. Qui invece si parla di requisiti maturati al 31 dicembre 2023, quindi l'anno scorso. L'opzione donna noi già dall'anno scorso l'abbiamo conosciuta con questi importanti paletti, nel senso che oltre all'età anagrafica e oltre al requisito contributivo dei 35 anni di effettivo lavoro, devo essere in primis una donna che ha una determinata condizione, cioè essere invalida con almeno il 74% o caregiver, cioè l'assistenza a un familiare disabile. Quindi l'essere una donna in queste condizioni, oltre appunto all'età anagrafica che è aumentata quest'anno, perché si parla di 61 anni per le donne senza figli, 60 anni per le donne con un figlio, 59 anni per le donne con almeno 2 figli. 35 anni di contributi e anche qui la finestra di attesa, cioè dall'ultimo requisito maturato devo attendere 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le lavoratrici autonome prima di avere l'accesso alla pensione, quindi il pagamento vero e proprio della prestazione pensionistica da parte dell'INPS. Quindi anche qui insomma c'è un po' di confusione, tanti paletti e tante restrizioni. È sempre di meglio fatto rivolgersi all'INCA e capire, una volta che si ha in mano quella che è anche la fotografia della propria situazione contributiva, se si riesce a rientrare in alcune di queste finestre. Abbiamo una telefonata, ultimissima telefonata, pochi minuti ancora a disposizione. Pronto? Buongiorno. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, prego. È caduta la linea. Allora, Valentina, un'ultimissima, perché ho proprio 3 minuti a disposizione, un flash sull'APE sociale. Allora, l'APE sociale anche quest'anno è stata appunto ulteriormente peggiorata, aggravata, proprio perché si sono aggiunti al requisito dell'età anagrafica, quindi i 63 anni di età che si conoscevano, i 5 mesi. Quindi APE sociale con i requisiti maturati al 31 dicembre 2024, ricordiamo che è un anticipo pensionistico che dura e che viene erogato per 12 mensilità con un importo massimo fino a 1.500 euro al mese per 12 mesi, quindi qui non c'è la 13ª. E può essere richiesta soltanto da lavoratori che si trovano nella condizione di essere appunto disoccupati o caregiver, cioè chi assiste un familiare disabile, o invalido al 74%. Lavoratori gravosi e l'edilizia, anche questi possono richiedere l'anticipo pensionistico dell'APE sociale, sempre con l'età anagrafica dei 63 anni e 5 mesi, ma con una differenziazione rispetto al requisito contributivo. Nel senso che si chiedono i 30 anni di contributi versati per lavoratori disoccupati, chi assiste il familiare disabile o chi è invalido almeno al 74%. Si chiedono invece 36 anni di contribuzione versata per i lavoratori gravosi, mentre per tutti quei lavoratori che fanno riferimento al settore dell'edilizia si parla appunto di 32 anni di contribuzione versata, quindi anche qui insomma ci sono dei paletti e delle verifiche da fare della propria posizione lavorativa e contributiva. Noi siamo in chiusura, speriamo di avervi dato gli strumenti giusti per capire, sia per quanto riguarda il bonus mamme, l'assegno unico, ma soprattutto per quanto riguarda le pensioni, per sapervi muovere in questa selva di nuove normative e nuovi paletti di cui parlava appunto prima Mauro Visentin, segretario generale CGIL. Grazie davvero per essere stato con noi, grazie a Valentina Durante, direttrice INCA Treviso, grazie a voi per averci seguito. Vi lascio come di consueto al film, oggi in onda The Farewell. Grazie davvero e buon proseguimento di giornata.